Dopo le battaglie degli ultimi mesi, i lavoratori della Berti di Tessera, storica azienda veneziana attiva nel settore del vetrocamera e serramenti in vetro, si sono uniti dando vita ad una nuova cooperativa industriale, la Quinta in Veneto. È un meccanismo sostanzialmente che mette alla base l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, cioè i lavoratori che concludono il loro percorso lavorativo per un fallimento, per una procedura concorsuale, decidono di non utilizzare l'ammortizzatore sociale come un assegno che viene percepito per N mesi a seconda di quelle che sono le anzianità, le normative, ma se lo fanno anticipare dall'INPS sulla base della legge 223 del 91 e con questo capitalizzano la cooperativa. Una scelta coraggiosa da parte dei 22 lavoratori, soprattutto in un periodo non facile. Io do un plauso grandissimo a questi lavoratori, 22 persone che si sono messi a fare una sfida non semplice. Al giorno d'oggi aprire, tra virgolette, un'azienda sotto forma di cooperativa credo sia una sfida importantissima e quindi va veramente applaudito a queste persone che corrono questo rischio che non è per niente facile. Motivo di soddisfazione questo più che altro per aver dato una nuova vita a una storica società soprattutto del territorio, che ricordiamo ha tutti i dipendenti che sono del territorio, quindi del veneziano, che non ha mai delocalizzato e ha sempre lavorato molto in Italia e parecchio all'estero. Allora questo è veramente motivo di soddisfazione, anche perché con gli altri miei colleghi ci ritroviamo una realtà già molto attiva negli anni precedenti, grazie anche al management che c'è stato negli anni passati e che poi tutti sappiamo come è finita anche a causa della grande crisi che c'è in Italia, inutile nasconderlo. Sappiamo che abbiamo anche noi una sfida molto importante da combattere. Il primo passo dunque è stato fatto, ma non è sufficiente. Abbiamo bisogno anche di non avere ostacoli da parte di tutti quelli che potrebbero crearci, in primis anche l'azienda Berti stessa, insomma. Quindi su tutte quelle cose che noi abbiamo bisogno spero che ci sia da parte di tutti un aiuto anche a livello istituzionale.